Ci troviamo a Corbanese su un posto veramente tipico da Nico e è veramente possiamo dire, una riproduzione di un ambiente di un tempo dove tutti gli amici si ritrovavano come commensali a mangiare lo spiedo. Da noi già i paleoveneti nella nostra zona utilizzavano lo spiedo a una mostra itinerante che è passata per Padova. C'era in bella mostra lo spiedo utilizzato dai nostri veneti antichi. Parliamo di 1500 anni prima di Roma e prima di Cristo. Oggi due maestri dello spiedo si sono dedicati alla preparazione dello spiedo. È uno spiedo fatto con lo stracul, con le costicine, e quest'oggi abbiamo messo anche le patate. Si sono fatti degli studi perché nello spiedo venivano inserite le patate. L'unico studio importante è che le patate riempivano la pancia dei contadini che non riuscivano ad avere la carne per tutti quanti. La sequenza delle carni deve essere fatta in modo che la carne magra non deve essere mai a contatto con un altro pezzo di carne magra. Ci deve essere un'alternanza tra carni più grasse e carni più magre e intercalate l'una all'altra dalla lardella, che è un pezzo di lardo appoggiato da una parte e l'altra la salvia. Questo per quale motivo? Perché la carne grassa, emanando l'olio che si scioglie, va a condire e a cuocere anche la carne vicina, che è più magra, e insaporire. C'è una commistione in pratica di sapori che vengono diffusi tra le varie carni a formare poi alla fine un gusto che è tipico dello spiedo. A metà cottura, verso la fine, 2 ore prima di tirar giù lo spiedo, viene unto con l'olio che completa la cottura, e prima di tirar giù proprio lo spiedo veniva fatto il precotto che è del lardo avvolto da una carta particolare, carta zucchero o carta paglia, e questa carta messa sul fuoco si incendia, e incendiandosi dà origine, brucia anche il lardo, che inizia a gocciolare incendiando queste gocce di grasso. Noi abbiamo la fortuna perché ci troviamo in un posto veramente favoloso tra il mare e le montagne. È un posto che ci invidiano in tanti, ma che noi dobbiamo divulgare alla gente che vive al di fuori della nostra regione, ma anche nel mondo intero. Il nostro territorio ormai in questi ultimi anni è stato invaso nelle varie trattorie, nei vari ristoranti, dalla cottura degli spiedi. Vediamo ogni domenica, ma anche durante la settimana, gli avvisi che si trovano della carne allo spiedo cotta. Pertanto uno dei principi basilari delle intenzioni della nostra associazione è già stato assolto. Ora è raccogliere ancora i nuovi adepti che si sono impegnati nella loro vita a fare questa attività, che possiamo dire non è un'attività, ma è un piacere, e l'hanno portata avanti con molta attenzione, raccogliendo loro la tradizione di altre persone, e adesso stanno diventando a loro volta maestri dello spiedo.